Il quotidiano nazionale Domani ha fatto un'approfondita indagine giornalistica sul cosiddetto conflitto di interesse del sindaco di Venezia Brugnaro, cioè sul conflitto tra le sue decisioni di decisore pubblico a nome di cittadini e diciamo, gli interessi personali del cittadino Brugnaro. Dai terreni di sua proprietà, come l'area dei Pili, su cui già nel 2016 il Partito Democratico in Consiglio Comunale aveva presentato un'interrogazione cui non c'è mai stata risposta, secondo la capogruppo Sambo, agli affari legati ai palazzi veneziani, fino ad Ali Laguna come sponsor dell'Umana Reyer. Oppure soci del sindaco che sarebbero diventati responsabili di struttura del comune di Venezia e quindi soci privati del sindaco che poi assumono decisioni pubbliche. Se quanto emerso dall'indagine giornalistica, tra l'altro ripresa da molti organi di stampa, dovesse essere vero, è del tutto evidente che queste questioni vanno approfondite, perché ne va del buon nome di Venezia e ne va del buon nome della nostra nazione. Ferrazzi aveva già presentato un'interrogazione parlamentare 2 anni fa in merito al Blind Trust, interrogazione che dovrebbe essere ripresentata anche dalla senatrice pentastellata Vanin. Purtroppo gli interessi dell'imprenditore Brugnaro, scrive Monica Sambo, tornano alla ribalta perché, come più volte denunciato, il sindaco si muove in maniera opaca, conclude. Io credo che tutto questo va verificato fino in fondo quanto emerso puntualmente da queste indagini giornalistiche e spero che Brugnaro abbia la capacità di rispondere, non dicendo ma sono tutti comunisti contro di me, chissà cosa vogliono, no, rispondendo puntualmente, così come i cittadini di Venezia hanno diritto di avere risposte.